Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo felici di essere qui alla presenza del Signore questa mattina e sapete, questo è il luogo migliore in cui potreste essere in questo momento, perché se avete gioia nel vostro cuore, questo è il momento di lodare il Signore, di ringraziarlo per tutto quello che fa per le nostre vite. Se siete tristi, questo è un ospedale, questo è un posto per implorare il Signore di darvi la pace di cui ognuno di noi ha bisogno e che solo Lui ci sa dare. E anche è un luogo dove possiamo pregare gli uni per gli altri, quindi veramente vogliamo lodare e innalzare il nostro Signore perché Lui è degno della nostra lode. Amen.
meraviglioso Re di Sion, ti adorerò e così dichiarerò: sei il Re del cielo, eterno Dio, esaltato per sempre, Gesù Signore. Tu governi su tutta la creazione, oh agnello immolato, tu sei Signore. Le nazioni intere si prostreranno, il tuo nome in eterno benediranno, la tua gloria per sempre ci riempirà e vedremo la tua forza e maestà. Glorioso Salvator, divino Redentor, mi prostrerò davanti a te. Benedetto Figlio di Dio, meraviglioso Re di Sion, ti adorerò e così dichiarerò: sei il Re del cielo, eterno Dio, esaltato per sempre, Gesù Signore. Tu governi su tutta la creazione, oh agnello immolato, tu sei Signore. Le nazioni intere si prostreranno, il tuo nome in eterno benedirà, la tua gloria per sempre ci riempirà e vedremo la tua forza e maestà. Sei il Re del cielo, eterno Dio, esaltato per sempre, Gesù Signore. Tu governi su tutta la creazione, oh agnello immolato, tu sei Signore. Le nazioni intere si prostreranno, il tuo nome in eterno benedirà, la tua gloria per sempre ci riempirà e vedremo la tua forza e maestà. Sei il Re del cielo, eterno Dio, esaltato per sempre, Gesù Signore. Tu governi su tutta la creazione, oh agnello immolato, tu sei Signore. Le nazioni intere si prostreranno, il tuo nome in eterno benedirà, la tua gloria per sempre ci riempirà e vedremo la tua forza e maestà. Alleluia. Tu sei Re, Signore. Alleluia. Alleluia. Non c'è niente di più efficace della lode. Nella lode c'è liberazione. È la migliore medicina. O anima mia,
Loda il Signore. Alleluia. Cantalo con tutto il cuore. Forse questa mattina c'è qualcosa che vuole impedirti di lodare il Signore, ma guarda le parole di questo cantico, ti spingono a dire che c'è un leone dentro di te. Le parole non Alleluia. basteranno mai Oh, alleluia. per esprimerti È vero, Signore. È vero, Signore. gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrà. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Una cosa so, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Alleluia. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Alleluia. Adesso voglio condividere con voi qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore. Dire il vero, ieri dovevo predicare tutt'altro.
ero così convinto, ero così tranquillo, invece poi questa notte il Signore ha cambiato il messaggio e io voglio ringraziare il Signore perché voglio fare, era proprio quello che dico quando faccio il corso dell'omiletica ai fratelli che stanno facendo il corso di omiletica con me, per la predicazione, per futuri predicatori, gli dico proprio questo: ascoltate ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, attenzione a non prepararci qualcosa di nostro, qualcosa che noi consideriamo, guardate che Dio guarda al di là di quello che guardiamo noi, Lui vede le cose non come le vediamo noi e noi dobbiamo essere pronti per poter dire ciò che Dio dice, perché è importante che noi predichiamo ciò che Dio ci dice di fare. Amen. Proprio quando abbiamo avuto la veglia di preghiera, prima di andare a casa, il Signore ha messo nel mio cuore una parola, non sapevo per chi era, ma quella parola l'avete sentito anche domenica, ha parlato al mio cuore, ero io quella persona. E domenica scorsa, durante la preghiera, qualcuno mi ha scritto sul cellulare: pastore, era per me quello che tu hai detto, aprimi il tuo cuore, perché io sto fuori dalla porta del tuo cuore. Purtroppo faccio fatica, ma sono io quella persona. Ascoltiamo ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Amen. Perché Dio sa di quello che tu hai bisogno. Il Signore sa di quello che tu hai bisogno. Un padre ama e un padre non risparmia il castigo. Siete d'accordo oppure no? Se noi dobbiamo avere un castigo da parte del Signore, ma che ben venga. Perché il Signore sa anche tirarci le orecchie, ma c'è bisogno. Perché la parola di Dio dice che Lui ama coloro che sono i Suoi figli. E cosa dice quel verso? Chi me lo dice? Ama, corregge, castiga coloro che Egli ama, cioè i Suoi figli, altrimenti siamo bastardi. Quindi il Signore ci riprende, come un padre riprende il proprio figlio se sta camminando ed è pericoloso per quella strada che cammina, più per il suo bene. Andiamo alla parola di Dio, lasciamo che la parola di Dio parli al nostro cuore. Allora andiamo in Geremia, capitolo 15, leggeremo dal versetto 19 e 20. Alleluia, poi man mano qualche altra cosa, ma vediamo come il Signore ci guida, lo Spirito Santo come guida. Anzi, sapete cosa faccio? Vorrei che chiudeste i vostri occhi e voglio chiedere al Signore che possa benedire, che possa ungere le mie labbra. Padre, vengo a te nel nome di Gesù. Riconosco, Signore, la mia fragilità. Riconosco, Signore, che ho bisogno della tua guida. Riconosco la mia povertà. Ma Signore, sei tu che ci rendi forte. E io questa mattina chiedo, Signore, che tu possa guidare il mio cuore, la mia mente, le mie labbra, Signore, affinché nulla può uscire da me se non è quello che tu desideri, Signore, affinché possa portare salvezza, guarigione, liberazione, possa portare luce dove luce non c'è. Signore, noi ti ringraziamo per la tua preziosa e benedetta parola e ti ringraziamo per il tuo Santo Spirito, perché è quello che vivifica la tua parola. E abbiamo bisogno di esso, abbiamo bisogno, Signore, che realmente questo seme possa cadere in un terreno fertile per portare un frutto alla tua gloria. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Perciò così dice l'Eterno: se ritorni a me, io ti ristabilirò e tu starai davanti a me. Se separi il prezioso dal vile, tu sarai come la mia bocca. Essi torneranno a te, ma tu non devi tornare a loro. Io ti renderò per questo popolo un forte muro di bronzo. Essi combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice l'Eterno. Io ti libererò dalla mano dei malvagi e ti riscatterò dalla mano dei violenti. Gloria a Dio. Amen. Geremia è considerato il profeta del pianto. Geremia è il profeta incompreso. Geremia ebbe una chiamata da parte di Dio ed è importante che noi, quando abbiamo conosciuto il Signore nella nostra vita, abbiamo sentito questa chiamata nella nostra vita. Perché noi non facciamo parte di una setta religiosa. Noi apparteniamo a Cristo.
C'era un cantico che si cantava anni fa, tanti anni fa: io appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un giorno, un mese intero, ma per l'eternità. E questo cantico lo cantavamo quando si scendeva nelle acque battesimali. Ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità. E si scendeva nelle acque battesimali. Ora appartengo a Cristo e Cristo appartiene a me. Non è una religione, tu non cambi religione. Tu ti incontri con Cristo, amen. E credo che anche nella Chiesa cattolica ci sono tante persone che si sono incontrate con Cristo, che hanno conosciuto Cristo, che amano Cristo. E in cielo non ci sono evangelici, non ci sono cattolici, non ci sono... No, questo l'ha creato l'uomo. L'uomo ha creato la denominazione. Gesù ha detto: chi crede in me ha... Gloria a Dio, alleluia, io ho creduto in Lui e anche tu hai creduto. Ma ci siamo incontrati con Cristo. Allora avviene proprio questo in Geremia al capitolo 1, noi leggiamo dal versetto 4: la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto. Prima che uscissi dal suo grembo ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. E io risposi: ahimè, Signore Eterno, ecco, io non so parlare perché sono un ragazzo. Ma l'Eterno mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò e dirai tutto ciò che ti comanderò. Non temere davanti a loro, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la sua mano e toccò la mia bocca. Quindi l'Eterno mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Ecco, oggi ti costituisco sopra nazione e sopra i regni, per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere, per edificare e per piantare. Poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Geremia, cosa vedi? Solo quando Dio ci tocca noi possiamo vedere le cose spirituali. Iniziamo a vedere l'invisibile, iniziamo a udire quello che prima non... È vero o non è vero? Quanti sono nati di nuovo? Amen. Inizi a sentire, inizi a vedere le cose, prima non le vedi. Difatti era quello che Gesù gli aveva detto a Nicodemo: se tu non nasci di nuovo non puoi vedere il regno di Dio. Bisogna nascere di nuovo. Quando nasciamo di nuovo abbiamo un collirio nei nostri occhi, è il collirio dello Spirito Santo. Iniziamo a vedere le cose come Dio le vede. Ma Dio gli fa questa promessa, ma lui non sapeva cosa andava incontro. Abbiamo sentito, era un ragazzo. Non sapeva tutto quello che lui ha attraversato. Geremia afferma al capitolo 20: tu mi hai persuaso, Signore, e io mi sono lasciato persuadere da te. Cioè tu mi hai parlato, ok, io mi sono lasciato persuadere da te. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Quindi Geremia aveva dato il suo cuore al Signore. Se noi leggiamo la storia di Geremia, Geremia vive in un periodo storico molto difficile. Dio gli vieta di sposarsi, la prima cosa. E perché gli vieta di sposarsi? Perché Geremia deve passare momenti terribili. Ma Geremia non lo sa. Momenti terribili. La sua stessa vita attraversa seri pericoli. Prima in prigione, poi in una cisterna piena di fango, che lo fa temere addirittura la morte, che lui dice: è finita per me. È finita per me. E invece il Signore dice: non ho ancora finito con te. Non è finito con te. Mi è toccato moltissimo leggere la biografia di un caro servo di Dio. Di un caro servo di Dio. Io mi vergogno di me stesso. Perché dopo 23 anni di ministero, una volta ho detto, adesso dopo 23 anni,
di ministero pastorale, se il Signore dovesse chiedermi all'inizio, vuoi fare il pastore, avrei detto, Signore, no. Fammi predicare? Sì. Fammi fare studi biblici? Sì. Fammi fare qualsiasi cosa nella Chiesa. E io lo faccio, Signore, ma il pastore no. No, proprio no, Signore. E mi vergogno di questo. Questo fratello scrive, quando ho letto la biografia di questo caro servo di Dio, oltre 60 anni di ministero, missionario, e mi ha toccato molto. Lui era figlio di un pastore e un giorno cosa fece? Lui aveva il desiderio di servire il Signore. Andò in chiesa, prese le chiavi della chiesa, disse, papà mi dai le chiavi, devo andare in chiesa, devo andare in chiesa. E lui si sdraiò a terra, faccia a terra, e prese un foglio e lo mise sopra il pulpito con tutto quello che lui voleva fare, scrisse sul pulpito, lo mise sul pulpito, si inginocchiò a terra e disse, Signore, rispondimi. Il Signore non rispondeva. Lui si rialza e dice, forse ho dimenticato una cosa. Prende la penna e scrive ancora qualche altra cosa che voleva fare. Signore, io vorrei fare questo per te. E il Signore non rispose. Lui non sapeva più cosa fare. Mentre stava uscendo una voce, gli disse, io voglio una sola cosa da te. Che tu mi firmi quel foglio in bianco. Tu mi devi firmare un foglio in bianco. Poi sarò io a stabilire quello che tu devi fare. Ma tu mi devi firmare un foglio in bianco. Sapete il battesimo cos'è? Il battesimo è un foglio in bianco che tu firmi. Perché tu non sai cosa ti accadrà dopo la scelta che tu hai fatto. Tu non sai che cosa ti accadrà. Ascoltate cosa dice questo caro servo di Dio. Forse è stato meglio per me non sapere quello che mi è accaduto in questi 36 anni. Il libro l'ha scritto, io l'ho letto poco tempo fa. Giacere ammalato sulle isole di Capo Verde, bruciare di febbre senza nessun medico, medicina né un dottore, la carestia, la fame, per 9 mesi senza un aiuto da nessuno. Ma tutto ciò accadde perché Dio stava scrivendo su quel foglio in bianco. Dio stava scrivendo su quel foglio in bianco che io gli avevo dato. Quando tutto questo accade, non ci fu depressione nella mia vita perché Dio era con me. Se dovessi tornare indietro farei tutto da capo. Dopo 50 anni di fede posso confermare che Dio sta ancora scrivendo su quel foglio bianco che io ho firmato. La fede. La fede è qualcosa di straordinario. La fede è fidarsi di Dio. La fede è lasciare il timone nelle mani di Dio. Ma è difficile, siete d'accordo o no? Noi vogliamo che Dio faccia quello che noi pensiamo che sia meglio, che Dio faccia le cose come noi le vediamo. Ma Signore, perché non rispondi? Ma Signore, perché non intervieni? E questo periodo io vi posso dire che ne so qualcosa, ne sappiamo qualcosa. Signore, perché non intervieni? Signore, perché non rispondi? Ieri chi è venuto a casa nostra, i fratelli che sono stati ospiti a casa mia, ieri sera hanno visto che dopo 4 anni che giravamo casa alla casa che Dio ci ha dato. E dicevamo, Signore, perché non rispondi? Perché c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per ogni cosa. Dio non ti lascia mai. Dio non ci lascia soli. Assolutamente. La promessa che Dio ci ha fatto prima di andare al cielo è questo: io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. E la gioia che io metto dentro di te non è paragonabile a nessuna gioia, perché la pace che io ti do è la pace che il mondo non dà. E la gente cerca di comprare la pace, ma la pace non si compra. La pace è un dono che viene da Dio. Lo sapete che il sonno è un dono che viene da Dio? Lo sai che quando ti addormenti tu vai in coma?
Lo sai che è un coma leggero, ma sei in coma. Poi ci sono alcuni che sono in coma anche la mattina quando si alzano. Li vedi, no, sti zombie che camminano per la casa? E dice, ma dove sono? Dove mi trovo? Sono tuo padre. Se dovessimo tirare delle conclusioni sul ministero di questo profeta di Dio, fu un profeta inascoltato. Sembra che non ci siano frutti nel suo ministero. Quanto dolore. Dopo aver predicato c'era chi lo picchiava, chi lo metteva, chi l'ha messo dentro a una cesta, in questa cisterna. Hanno messo in prigione. Fu considerato il profeta del pianto, piangeva, perché diceva, Signore, perché non mi ascoltano? Se dovessi considerare il suo ministero con i numeri, dovremmo dire che è stato scadente. È stato scadente. Adesso vi dico una cosa, e non mi vergogno di dirlo. Lo sanno i miei amati fratelli pastori come me. A volte ci sono alcuni che si vantano della chiesa che hanno. Quanti membri hai tu? Quanti membri hai tu? 500, 600. È una chiesa. Dio mi ha benedetto grandemente. Vedrai. Mi sembra un po' la Miss Italia. C'era una chiesa nell'Apocalisse che si vantava. Io sono ricco e mi sono arricchito. E non ho bisogno di nulla. Ho una bella corale. Ho un bel gruppo che suona, una bella... E il Signore dice, io sono alla porta. Sono là fuori. Ricordo le parole di un pastore che io andai a parlare con lui per una situazione e lui mi disse, quando tu avrai 5.000 membri, e allora potrai venire a dirmi queste cose. Però gli dissi una sola cosa. Vabbè, meglio di no. Meglio di no. Meglio, andiamo avanti. Sembra che questo ministero non abbia avuto effetti per il numero delle conversioni, per quello che era successo, ma Dio l'aveva chiamato per quel tempo, in quel tempo, e gli ha detto, tu non devi temere di nessuno, tu devi predicare quello che io ti dico di fare, poi il resto non sta a te, tu fai questo. E sapete chi è che lo cita a Geremia? Quando Gesù pone la domanda ai suoi, chi dice la gente che io sia? Cosa dicono i discepoli? Uno il Battista, un altro Geremia, un altro Elia. Questo che cosa voleva dire? Che aveva segnato qualcosa in quel periodo, sia del periodo precedente che il periodo poi dove c'era Gesù. Aveva lasciato qualcosa, un insegnamento profondo, perché Gesù stava facendo quello che Geremia aveva fatto. A noi non importa i numeri. A noi non ha importanza i numeri. Se io dovessi dire in 23 anni, i fratelli possono testimoniare quante anime sono passate qui, quante anime ho battezzato in acqua, centinaia. Oggi dovremmo avere una chiesa di migliaia. Dove sono? Forse servono il Signore ad altri posti, sono in qualche altra parte, alcuni ci hanno lasciato. Ma a me non importa il numero. Gesù non seguiva i numeri. Gesù andava dalla singola anima. È andato a quella donna che stava andando allora a prendere l'acqua al pozzo, con una secchia in mano, una donna abbandonata, 5 mariti. Gesù è passato da lei perché voleva incontrarsi con lei. Gesù è andato dall'indemoniato di Gerasene. E quando è andato di là si è scatenato l'inferno sul mare.
Ma Gesù doveva incontrarsi con quell'uomo che lo tenevano legato alle catene e non riuscivano, spezzava tutto. E Gesù si è incontrato con lui per liberarlo. Il nostro Dio è un Dio personale, individuale, che non ci lascia e non ci abbandona mai, anche se siamo da soli, Lui è con noi. Tu potrai andare su una montagna da solo, in una collina, in un posto dove non c'è nessuno. Lì c'è Gesù. Lì c'è Gesù. Alleluia. Dio non ci chiama alla serata degli Oscar. Dio non fa queste premiazioni. Miglior film, miglior attore, potremmo dire migliore corale, bravi predicatori, migliori... No, Dio non ci chiama a questo. Dio non ci premierà per ciò che abbiamo ottenuto, ma saremo premiati per la fedeltà che noi abbiamo avuto con il Signore. È la fedeltà. È la fedeltà in Dio. Gesù ci dice, la sua parola ci dice, sii fedele fino alla fine. E io ti darò la corona della vita. Sii fedele. Cari miei, non è difficile essere toccati dallo Spirito Santo e venire qui davanti a un appello, agli appelli, dovunque ti trovi, per ricevere la salvezza. Perché in quel momento lo Spirito Santo ti ha preso, ti ha riempito il tuo cuore, i cantici, la nostra atmosfera, l'ambiente dove sei coinvolto emotivamente, quindi vieni, piangi, sì, ricevo Gesù nel mio cuore. È il dopo. Il difficile è seguire il Signore. È seguire il Signore. Il difficile è seguire il Signore con il fratello e la sorella che ha messo al tuo fianco, che ti come si dice in italiano? Ti calpesta il piede. Lo stavo dicendo in napoletano. Non mi veniva. Pensate, dopo 40 anni che sono nel Veneto. Ti calpesta il piede, o quando ti dà un calcio, o quando ti dà una sberla. È difficile. E la prima cosa che fai, con chi te la prendi? Che non c'entra? Ma ce la prendiamo con Lui. Ieri ho conosciuto una persona che ha il terreno vicino alla nostra casa, che mi ha bussato per dirmi che devo sistemare la ricensione perché quello che c'era prima non l'ha fatto, ma io lo devo fare. Va bene. Lo sa che c'è una denuncia dai carabinieri? Non so niente. Deve sistemare perché va nel mio giardino. Va bene, ho detto, farò. Ma lei, vedo che l'accento non è veneto, no, ho detto, sono napoletano. Perché mio figlio è sposata con è fidanzata con una salernitana. Va bene, ho detto, mi fa piacere. E lei cosa fa? Glielo devo dire? Sì, sono un pastore di una chiesa evangelica, cristiana evangelica. No, io con Dio proprio non vado d'accordo. Come mai? È perché io non posso andare in chiesa se poi ce l'ho con quelli. Chi sono quelli? Tutta la sua famiglia che lavora dentro, perché c'ha una fabbrica, no. Non posso andare con quelli. E io ho detto, senta, ma lei lo sa, lei crede? Dice, no, io credo, lo sa che lei si comparirà, non con i suoi figli davanti a Dio, comparirà da solo, davanti a Dio. Lo sa questo? Allora lui mi ha guardato. Ho detto, tanto non vengono con lei. Lei prima o dopo, quando lascerà, avrà davanti a Dio, cosa gli dice? Per mezzo dei miei figli. E quindi abbiamo avuto modo di poter parlare del Signore. La verrò ancora a trovare. Ho detto, sì, l'aspetto. Ho detto, poi per il muro, non si preoccupi, lasci così, poi quando avrà tempo. Fede è avere il coraggio di lasciare il controllo a Dio. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio in situazioni difficili.
E ci vuole il coraggio ancora di più, ve lo posso dire, di accettare la volontà di Dio. Perché più delle volte noi siamo così fanatici e siamo così che pretendiamo da Dio che Lui deve rispondere. Ma tu lo hai detto nella tua parola è scritto. 1000 te ne cadranno a destra, 10.000 a tua sinistra, ma tu non ne sarai colpito. Io vorrei dire a questi fratelli, andategliela a dire a quella famiglia in Sicilia che l'alluvione è caduto, il torrente è caduto e si è portata via tutta la famiglia con i figli e tutti quanti. E sono morti tutti. E come mai? Non erano forse figli di Dio? Io ho sentito il dolore del loro cuore, ho sentito il pianto. Allora attenzione a far dire alla parola di Dio ciò che la parola di Dio non dice. Perché è vero che Dio ci preserva, ma c'è un piano di Dio nelle nostre vite. E noi dobbiamo imparare a comprendere e a capire il piano di Dio. Nessuno dei 3 amici di Giobbe sapeva qual era il piano di Dio per Giobbe. Ma lo hanno talmente influenzato che Giobbe ha maledetto il giorno che è nato. Gesù ci ha detto che quando noi preghiamo dobbiamo dire sia fatta la tua volontà, non la mia, ma la tua volontà. Ciò non toglie che dobbiamo pregare il Signore perché crediamo che l'Eterno libera, che l'Eterno guarisce, che l'Eterno sana. Questo lo crediamo con tutto il cuore. Io ho ricevuto diverse guarigioni dal Signore. Proprio questa mattina parlavo con una sorella e dicevo, il Signore a me mi ha guarito da 2 ernie al disco. Sono stato completamente guarito. Dovevo essere operato, guarito completamente. Con l'unzione dell'olio. Qualcuno pensa che l'unzione dell'olio è quando uno sta morendo, quindi ti fa l'unzione perché devi andare dall'altra parte. No, l'unzione dell'olio è stato fatto per guarire. Cioè prima. Poi l'unzione che poi andavano a ungere il morto è un'altra cosa. Ma l'unzione, la fede, c'è qualcuno in mezzo a voi? Preghi. C'è qualcuno d'animo liete? Salmeggi. C'è qualcuno infermi? Chiami gli anziani della Chiesa, essi ungendolo d'olio, la preghiera della fede salverà il malato e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Perché a volte certe malattie, sono causa di una situazione peccaminosa nella nostra vita. Questo è vero. Allora io quando sto male, i fratelli lo sanno, io per togliermi qualsiasi dubbio, dico fratelli ungetemi d'olio. Senza saper leggere né scrivere, così dico Signore, se ho commesso dei peccati, abbi pietà di me, perdonami, ma io so che tu puoi guarirmi. Per fede, è una certezza, non è l'olio, una certezza di fede. Cosa voglio dirti questa mattina? Forse tu cammini dal Signore e hai avuto una chiamata da parte di Dio e non vedi dei frutti nella tua vita. Non vedi quello che tu pensavi di vedere. Non vedi quello che tu speravi di vedere. Dio ti ha chiamato e sei sicuro della chiamata di Dio, però non vedi ancora quello che tu desideravi vedere. Forse era quello che si chiedeva Geremia. La domanda che ti devi porre è questa. Sto camminando fedelmente nelle vie del Signore? Perché qui la parola dice, che abbiamo preso in Geremia al capitolo 15, sta parlando al profeta. Dio sta parlando al profeta e gli sta dicendo di separare qualcosa nella sua vita. Vi ricordate quando l'ha chiamato cosa ha detto? Ha detto tu sarai la mia bocca. Tu sarai la mia bocca, cioè io parlerò attraverso di te. Ma quello che voglio dirti è che il Signore non parla mai attraverso una bocca sporca. Mai. Dio non può mai dare acqua in un bicchiere sporco.
Berreste voi in un bicchiere sporco, anche se l'acqua è sotto il bicchiere te lo passa e sporco, lo berresti tu? No. Giovedì il fratello Romeo ci ha parlato proprio della testimonianza personale, individuale, che è la più grande predicazione che noi possiamo dare agli altri. Fai agli altri ciò che tu vuoi che gli altri facciano a te, ma la tua vita deve parlare agli altri. Non è qualcosa di mentale che hai imparato qui, no, è qualcosa che è qui, nel tuo cuore. E allora quello che ti devi chiedere, sto camminando fedelmente nelle vie del Signore? Sto piacendo al Signore? Allora il resto non ti devi preoccupare. Perché il Signore quel giorno ci dirà ad ognuno di noi: quante volte me l'avete sentito dire? Non sei stato un bravo predicatore, non sei stato un bravo pastore, non sei stato un bravo evangelista, non sei stato un bravo, e mettiamogli tutto quello che vogliamo noi vicino, sei stato fedele. 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 Alla chiamata di Dio. C'erano dei fratelli nella mia comunità dove io sono cresciuto. La comunità era grande, mio padre, anziano, mio papà quando ha avuto me aveva 59 anni. L'ultimo di 13 figli, lo sapete, 9 in vita, 4 invece poi sono andati col Signore, morti nel periodo dei bombardamenti, le 4 giornate di Napoli, situazioni difficili. E mio papà non guidava, non aveva patente, aveva la bicicletta. Andava in chiesa a piedi, faceva un bel po' di strada per andare a piedi. E la scuola domenicale si faceva il sabato, perché la chiesa la domenica la usufruivamo per fare i culti. Al sabato c'erano dei fratelli che con le loro macchine, c'era anche chi aveva il pulmino, passava e ti veniva a prendere per portarti alla scuola domenicale. Questo era il compito di uno dei fratelli che oggi è andato col Signore e che io ho potuto dire qualcosa di lui, perché ogni domenica mattina, ogni sabato lui veniva a prendermi, mi portava alla scuola domenicale e mi accompagnava. E quando sono stato lì, lui non sapeva che stava portando un pastore nel suo pulmino. Anzi, un ragazzo che non creava pochi problemi, io ero tremendo da ragazzino. Ma lui ha avuto pazienza con me, anche dei schiaffetti dietro alla testa, dai, però quello era il suo compito. Che cosa fai nella chiesa? L'autista. Vado a prendere i fratelli e li porto in chiesa. Vado a prendere le sorelle e li porto in chiesa. Le sorelle anziane, i fratelli anziani che non possono dire, li vado a prendere io. Questo è il mio compito che Dio mi ha assegnato nella chiesa. Ma c'è questo ministero? C'è questo ministero. Sì. E allora cosa importa quanti membri hai? Non mi chiederà il Signore a me quanti membri hai, come sei stato bravo, che belle prediche che hai fatto. No. Qualcuno ha detto, quando gli hanno detto a questo fratello, mi fece morire dalle risate in un convegno pastorale, lui è una chiesa molto brava, un caro servo di Dio. Quanti membri hai nella tua chiesa? Lui disse, guarda, io ogni volta che li conto mi addormento. Come pastore, no? Quando conti le pecore ti addormenti. Quindi dice, non riesco a arrivare e mi addormento. Un altro poi invece disse, ascoltami, al posto di dirmi quanti membri hai, dimmi quanti discepoli ho. Perché Dio non ci ha chiamato a fare membri di chiesa, Dio ci ha chiamato a fare discepoli. Ed è diverso il discepolo. Allora quanti discepoli hai? Il discepolo è quello che segue il suo maestro. Il maestro non è il pastore della chiesa, il maestro è Gesù. Perché chi ti ha salvato a te non sono stato io. Chi ti porta in cielo a te non ti porterò io, ma ti porterà il Signore. Ci sono alcuni che io conosco che sono pastorizzati, ma proprio, cioè, cadono dalla bocca del pastore. Quello che il pastore dice è legge, guai. Se tu, no, ma il mio pastore dice, ma il mio pastore, gloria a Dio. Io so solo che il latte si può pastorizzare. Il resto no.
Tu devi avere il tuo rapporto personale con il Signore. Geremia fu chiamato dal Signore. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questo termine. La parola dell'Eterno ancora oggi parla. Dio ancora oggi chiama. Dio ancora oggi ti chiama di notte, di giorno, ti chiama. Dio ti chiama. Lui sa dove abiti. Lui conosce il tuo numero di telefono. Lui conosce la tua strada. Una volta un fratello mi chiamò e mi disse: pastore, stavo guardando i cartoni animati, Dio mi ha parlato attraverso Paperino. Ah sì? E che ti ha detto? E mi ha fatto capire, ma veramente gli parlò, cioè quello che lui comprese attraverso quel cartone animato, lui comprese che il Signore voleva questo da lui. Provate a immaginare, che follia! Ma Dio usa le sue strade, Dio usa i suoi mezzi, le vostre vie non sono le mie vie. I vostri pensieri non sono i miei pensieri. Dobbiamo comprendere che Dio è Dio. Amen. Non lo possiamo iscatolare, non possiamo metterlo. E neanche nell'esperienza che noi abbiamo. Dio si muove così, Dio fa così. Pastore, se non facciamo così non saremo. Pastore, dobbiamo fare così. Dio è Dio e fa quello che vuole. Ho raccontato una testimonianza, oggi la racconto a voi e poi chiudo. Una testimonianza che sconvolse la mia vita, mia e quella di mia moglie. Sconvolse la mia, proprio io rimasi proprio sconvolto. Andai in un campeggio senza dire chi ero, chi non ero, alcuni l'avete già ascoltato, quindi portate pazienza. Andammo al mare e dopo con mia moglie, siccome che in questo campeggio evangelico, cristiano, ma non faceva parte di quelle denominazioni che io conosco, che mi conoscono, quindi dissi andiamo qua che non ci conosco, non so chi siamo, io predico tutto l'anno, andiamo lì e io non dirò chi siamo, non diciamo chi siamo, facciamoci questo campeggio. Siccome che si pagava poco, era la Val d'Aosta è bellissima. Eravamo in questa bellissima posto stupendo. C'era la tenda, avevamo la nostra camera che dormivamo, io, mia moglie e le mie figlie, avevamo la nostra stanza, bellissima. E si pagava 200 euro a settimana, tutti e quattro. Wow, parti e vai. E c'era vicino a questa struttura, c'era una tenda di sera, una tenda che avevano montato i fratelli e si andava a lodare, si andava a glorificare il Signore. La mattina c'erano un po' di incontri, di studi e la sera c'era lode e adorazione. Quando andammo lì per iscriverci, da dove vieni, chi sei, chi non sei, dici da dove vieni, da Marostica, chi è il tuo pastore? Io dissi Gesù. E come facevo a dire chi è il mio pastore? Che io dissi Gesù e quello subito pensò, disse questo è uno che ha problemi con il suo pastore. E un altro che ha problemi, un altro che ha problemi con il suo pastore. Che quelli che vanno via dalla chiesa, che dice chi è il tuo pastore? Gesù. È vero, Gesù è il pastore, ma ti ha dato anche un pastore del re. Gira le chiese finché trovi quello che è più adatto a te. O meglio, quello che hai più pazienza verso di lui. Perché avete pazienza con me. Amen. E ditelo, amen. Cioè dovete avere pazienza con me. Abbiate pazienza. E comunque una sera, una delle sere, andiamo giù a pregare, lodare il Signore, eravamo un centinaio, 100-120 persone, e c'era una donna che era davanti, io l'avevo visto un paio di volte, era proprio triste. E comunque io ero in fondo e volevo andare, mi sentii il cuore di andare a pregare per questa persona. Mia moglie mi tirava la maglia dietro così, non ti muovere, stai qui. Io dissi, non ti preoccupare, vado solo a mettere, non farò niente, metto solo la mano in te, perché il Signore mi ha detto di pregare per lei. Mia moglie, non ti muovere da qua, perché lo so, dopo vieni coinvolta. Infatti fu così. Comunque ecco, io vado lì e c'erano una fila davanti a me, io metto la mano in testa a questa persona e prego quello che il Signore mi ha detto, toccala, io l'ho toccata, questa cade a terra. Nel momento in cui prego cade a terra e ride, ma ride. Si gira a ridere. Io la guardo, noi ci guardiamo, a un certo punto c'erano delle persone che si la guardo, si mettono vicino a lei e l'abbracciano, no? E lei ride, lei lo abbracciano. Io ho guardato, ho detto, volevo chiedere, ma che è successo? Tutti quelli che erano sotto là iniziarono a guardare. Io mi chiedevo, e ho detto a mia moglie, io non vado a dormire. Quando si sveglia io devo sapere cosa è successo, perché il Signore mi ha detto solo tocca, ma mai visto una manifestazione del genere?
Anzi, io sapevo della santa risata, così la chiamavano, quelli che ridono tutti. Il predicatore predica e tutti ridono. Io rimasi sconvolto, dice, ma è possibile? No, io non vado lì. E allora cosa feci? Si fece tardi, era quasi l'1:30, adesso non ricordo. Salimmo su, dice, vabbè, ma domani la troviamo. Il giorno seguente eravamo di turno, io e mia moglie in cucina, perché c'era a turno, c'era la bacheca, tu eri in turno che dovevi preparare, fare qualcosa. Così io, la mattina seguo, chi c'è in cucina? Lei. Appena mi vede mi viene a abbracciare, è lui che ha pregato per te. E lei mi viene a abbracciare così, ho detto, sorella, senti, spiegami, cosa è successo? Perché ridevi? Allora l'altra che era vicino mi ha spiegato. E mi ha detto, pastore, no scusi, non sapevo che era pastore. Mi dice, sai cosa è successo? È successo che Dio l'ha liberata. E da cosa l'ha liberata? E dice, perché lei aveva il marito che era inconvertito. E ogni volta che lei veniva in chiesa suo marito la picchiava, ma di brutto, proprio. E dice l'ultima volta che lei stava venendo in chiesa il marito ha preso un coltello e gliel'ha messo sulla gola, ha detto se tu vai in chiesa io ti uccido, decidi. E lei disse se tu mi uccidi vado con il Signore, se non mi uccidi vado in chiesa. Il marito gira il coltello e se lo ficca in gola, davanti a lei, esce la lama da qua a qua. E si toglie la vita davanti a lei. Aveva un ragazzino vicino a lei. Lei andava in chiesa ma era tristissima. Aveva una tristezza, aveva un dolore dentro. Aveva questo dolore dentro di sé. E mi diceva poi il suo pastore che abbiamo conosciuto, che era lì, disse io la vedevo sempre triste. È possibile che Dio ti tocca e ti libera e ti metti a ridere? È possibile che Dio ti libera da questo peso così forte che hai dentro, portando una gioia nel tuo cuore? È contro la logica. Siete d'accordo o no? Cioè almeno esce fuori dalla mia portata di esperienza spirituale, ligio, io non voglio certe cose, non voglio vedere questo, non voglio... Ma quando lo Spirito Santo viene, è Dio e fa quello che vuole, come vuole e quando vuole. Dio è Dio. Se Dio dovesse metterci questa mattina tutti quanti a terra, lo fa, ma che sia Lui a farlo, non chi ti spinge e ti butta a terra. Ma che sia Lui a farlo. Perché quando Dio fa una cosa, non la fa per niente. Dio guarisce, Dio libera, Dio salva. E allora cosa voglio dirti? Dio ti ha chiamato? Hai sentito la voce del Signore? Io non so questa mattina a chi sto predicando, ma so che per qualcuno in modo particolare, o più di qualcuno questa mattina, perché il Signore questa notte mi ha cambiato il messaggio. Dio ti ha chiamato, hai sentito la sua voce, ti ha detto questo? Se tu separi, dice qui, se tu ritorni a me, io ti ristabilirò e se tu stai davanti a me e separi il prezioso dal vile, devi saper separare il prezioso dal vile, perché adesso come adesso, in alcune circostanze, in alcune chiese, non sanno più separare il prezioso dal vile. Tutto va bene, tutto va bene. Ma sì, ma dai, e vabbè. No. Fratelli, Dio è santo. E Dio ci ha chiamati alla santità. Siate santi come io sono santo. E sapete cosa dice la parola di Dio? Nessuno vedrà il Dio senza la santificazione. Cosa dice qui? E chiudo. Se tu separi. Non dice lo farò io. Se tu separi, è un'azione che devi fare tu. E tu sai che cos'è che ti tiene separato da Dio. Guardate, sto parlando a credenti, sto parlando ai nati di nuovo, sto parlando a quelli che hanno ricevuto una chiamata. Però durante il cammino
E io ringrazio il Signore per queste parole, ringrazio il Signore per quello che ha scritto e ce l'ha lasciato per noi, perché sono di esempio per noi, perché non è facile camminare nelle vie del Signore. Noi sporchiamo le vesti che Dio ci ha dato, ma il sangue di Gesù è potente da purificarci da ogni macchia di peccato. Se noi confessiamo i nostri peccati al Signore, Egli è fedele e giusto da rimetterli, dice la parola di Dio, abbiamo un avvocato presso il trono della grazia. E allora se tu separi il prezioso dal vile, se ritorni a me, io ti ristabilirò e tu starai davanti a me. Se separi il prezioso dal vile, tu sarai come la mia bocca. Allora Dio si inizierà a usare di te di nuovo e tu vedrai cose che non hai mai visto, perché non vengono da te, non vengono dalla tua mente, ma vengono da Dio direttamente. E usa la tua bocca per benedire. Usa la tua bocca. Alziamoci. Ascoltate le parole di questo canto che verrà cantato adesso, un canto a me molto caro, molto prezioso. Ho detto ai fratelli di impararlo, l'hanno imparato questa settimana, è bellissimo, a me è servito moltissimo e serve ancora, sta servendo ancora oggi a me in questa situazione che sto attraversando, che stiamo attraversando come famiglia. Ascoltate che bello le parole di questo canto. Mi ha spaccato il cuore, è bellissimo questo canto. E io vorrei lasciarti libero questa mattina, libero di sentirti, di poterti inginocchiare, sederti, venire avanti. Sentiti libero quando lo Spirito Santo ti parla. Io ho predicato, adesso è lo Spirito che deve compiere l'opera sua nella tua vita, ma sei tu che devi separare. Devi avere il coraggio di separare quello che ti tiene legato. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia a te Gesù. Chi è stanco può anche sedersi, non vi preoccupate. State anche seduti. Alleluia. Gloria a Gesù. Signore, grazie per la tua parola. Grazie per il tuo Santo Spirito. Quante domande dentro di me, cercavo risposte senza un perché, della tua compassione dubitavo io. Alleluia. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo, il mio Dio dov'è? Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene. Gloria a Gesù. Alleluia. E che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il meglio sei per me. La mia fiducia io ripongo in te. Sentivo mancare le forze in me, con l'anima mia gridavo a te ed il tuo intervento imploravo io. Restavo in silenzio davanti a te e la tua risposta aspettavo in me. Che bello sentire la tua voce, oh Dio. Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene e che alla fine poi tutto quello che accadrà
Alleluia. Signore, grazie ancora per come hai voluto parlarci in questo giorno. Grazie perché, Signore, tu ci chiedi di separare ciò che è vile da ciò che è prezioso, Signore, nella nostra vita. Grazie perché tu fai un'opera come al tempo di Geremia, che l'hai chiamato nella bottega del vasaio, Signore. Tu ci riformi quando abbiamo una forma che non va bene, quando abbiamo qualcosa, Signore, che non è conforme a te. Tu togli da noi le cose che non vanno per rimettere le cose giuste, Signore, per riportarci nella tua strada. Noi ti ringraziamo, Signore, perché non hai terminato il tuo lavoro nella nostra vita e continuerai a farlo. Grazie perché ci ami, Signore, ci ammaestri, ci insegni per il nostro bene, affinché un giorno noi possiamo comparire davanti a te. Grazie ancora per la tua parola che hai voluto portarci attraverso il pastore e grazie, Signore, per come continuerai a rimanere con noi nei giorni che verranno, Signore. Benedici il nostro rientro a casa, benedici in modo particolare gli ammalati, coloro che non sono in mezzo a noi e quanti ci hanno seguito, Signore, da lontano. Grazie per ogni cosa, Padre, nel nome di Gesù. Signore ci benedica.